Noi abbiamo una stratificazione di fonti e una stratificazione di miti. Alcuni di questi miti sono nati nel mondo greco, in particolare ad Atene, in Beozia, nell'Eubea. Altri miti provengono dal mondo iberico e ci sono dei miti invece che vengono dal mondo africano, perché la Sardegna è vista nel mondo come una terra fortunata, fertile, ricca di frutti, caratterizzata da una mitica eucarpia, che vista a volo d'uccello aveva la forma di un piede destro, Ichnussa o Sandariutis. Quindi questi miti riproducono in qualche modo l'idea che avevano gli antichi di contatti della Sardegna con il mondo circostante, per rapporti che sono di tipo culturale, già dall'epoca eh, neolitica e poi soprattutto in epoca nuragica, ma poi anche in epoca punica e in epoca romana. Quindi questi miti raccontano di una Sardegna che è stata resa così ricca di monumenti, così ricca di frutta, di alberi, grazie al magistero dei greci, di Enorace che proviene dall'Atlantico, degli africani guidati da Sardus, che hanno insegnato ai sardi come si costruiscono i monumenti, come si fanno i Daidalia, le costruzioni o le statue fatte da Dedalo, e come eh, si realizzano i ginnasi, i tribunali, tutto ciò che è utile per vivere in maniera felice. E soprattutto hanno insegnato ai sardi l'agricoltura.